Insorgono gli inquilini delle case popolari dopo la nuova legge sulle case popolari licenziata dalla Regione, nata per cercare di accelerare il turnover tra chi per reddito non ha più diritto ad un alloggio pubblico e chi invece aspetta una casa, ma che si sta rivelando in effetti pesante sugli affitti, con rincari a tappeto per una quota molto estesa degli occupanti. A Padova il comune ha calcolato l'87% degli inquilini avrà rincari anche pesanti, in molte situazioni anche il doppio dell'affitto. Dalla Città del Santo, ma anche da altri capoluoghi veneti, il PD lancia l'allarme invitando la Regione a rivedere la normativa. Una situazione preoccupante per gli abitanti di Padova. Più o meno c'è un raddoppio delle case da parte dell'ATER, da parte della Regione, di conseguenza c'è una forte preoccupazione sociale da parte nostra, sia per gli anziani, sono quasi tutti italiani, a parte il 10%, per cui non voglio strumentalizzare le solite cose che vengono fatte dall'opposizione, sono quasi tutti italiani, molti anziani, 60-70 anni. E circa il 54% sono persone che hanno più di 70 anni e l'83% hanno più di 60 anni. Questo è un altro dato che va assolutamente considerato. Sono tante le persone che sono arrivate ai nostri uffici da quando hanno ricevuto la lettera. Le preoccupazioni più grandi sono quelle relative alla difficoltà di pagare, di sostenere un canone che in alcuni casi è anche raddoppiato e la difficoltà anche di persone che, secondo il calcolo dei nuovi requisiti, si trovano ad avere un ISEE troppo alto per poter mantenere la propria casa. Pensare a una persona anziana che ha vissuto in una casa popolare per tantissimi anni, forse alle volte veramente da quando era piccola, dover uscire dalla casa, quindi cambiare casa, che significa fare il trasloco, cercare una casa nel mercato privato, questo rende tutto molto difficile. Tra l'altro usciti dai requisiti per cifre veramente basse, quindi con poca capacità di spesa reale. Però di contro ci sono anche persone che stanno aspettando che si liberino dei posti. Sì, in realtà questo fa parte della storia delle case popolari, è sempre così, è sempre stato così, e anche con la vecchia legge c'era un cambio, un ricambio e la possibilità di nuovi ingressi, questo c'è sempre stato. Abbiamo stanziato 200.000 euro per nei prossimi 12 mesi per dare una mano a questi. Non sono contributi a pioggia, valuteremo con buon senso come dare una mano, ma c'è forte preoccupazione di quello che può succedere. Sarà necessaria un'attenta valutazione dei bisogni e delle situazioni per poter rispondere a bisogni reali. Dagli amministratori del PD per ora nessuna richiesta di tavoli alla Regione per ridiscutere la norma, ma il sindaco di Treviso, coordinatore degli amministratori leghisti, si sta già muovendo per attivare dei correttivi per intervenire nelle situazioni più difficili. Il rischio è infatti che in breve aumentino anche gli sfratti. La preoccupazione principale è proprio questa, prevenire situazioni di morosità che poi hanno come conseguenza l'allontanamento dalla casa.